Buongiorno e bentornati alla nostra diretta, siamo in edizione straordinaria per raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto con l'emergenza coronavirus. C'è appena arrivato un documento che andiamo a vedere insieme dalla Regione del Veneto, è l'ordinanza con le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone. Andiamo giù lentamente per non farvi venire un po' il mal di testa, andiamo alla parte interessante, qui ci sono tutte le premesse, ma la parte che va letta molto attentamente, che cercheremo di caricare anche sui nostri social in modo che sia visibile, è questa parte, la parte con scritto ordina. Allora, questo è quello che ordina la Regione al fine di evitare, questo la leggiamo parola per parola perché così è una risposta a tutti quelli che ci fanno domande in queste ore su cosa si può fare, cosa non si può fare. Al fine di evitare non indifferenti e urgenti assembramenti idonei a determinare la diffusione del contagio, sono chiusi all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale. Quindi parchi, argini, giardini, tutto quello, boschetti, tutto quello che può diventare luogo di aggregazione da parte di persone che vanno a fare sport o camminate in tutto il territorio regionale, urbano e extraurbano, sono chiusi fino a nuovo ordine. Probabilmente il nuovo ordine arriverà il 3 aprile, vedremo se sarà un procrastinare questo o bloccare finalmente questi provvedimenti. Vuol dire che se li bloccheranno vuol dire che saranno stati utili. L'uso della bicicletta pedalata assistita o di analogo mezzo di locomozione, lo spostamento a piedi in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e nel territorio extraurbano sono soggette alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'articolo 1 del decreto, famoso di cui parliamo da giorni, concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura indicati nell'allegato. Vi ricordiamo che ci sono alcune tipologie commerciali che sono aperte al pubblico, sono gli alimentari, sono le farmacie e altri negozi di beni che possono essere utili per la vita quotidiana dei cittadini, sicuramente non beni accessori. Sono quindi consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per motivazioni espresse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale, cioè comprovate esigenze lavorative di lavoro, salute, necessità, oltre che per gli accessi agli esercizi aperti in base al predetto decreto. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti sia l'attività motoria o l'uscita con l'animale di compagnia, ascoltate bene perché questo è molto importante, per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o dimora. Questa la spieghiamo, ma avrete già capito, sport, passeggiate e esigenze fisiologiche dei nostri amici a quattro zampe si possono fare, ma al massimo a 200 metri da casa, dal proprio domicilio, e se veniamo fermati abbiamo l'obbligo di documentare questo spostamento, quindi autocertificazione, quindi carta d'identità che comprovi dove abito, domicilio, qualsiasi documento che faccia capire che sono entro i 200 metri da casa. Questo è importantissimo perché andrà a determinare quelle che sono le nostre possibilità nelle prossime 2 settimane, al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, già oggetto di restrizioni. L'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, posti di servizio e di carburante fuori dal centro abitato, quindi parlavamo dei bar negli autogrill e nelle aree di servizio, è consentita lungo la rete autostradale e lungo la rete delle strade extraurbane principali, quindi possono rimanere aperti. È consentita limitatamente però alla fascia oraria che va dalle 6 alle 18 dal lunedì alla domenica per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie. Non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.
Anche qui molto chiaro, i bar degli autogrill, delle aree di servizio extraurbane possono restare aperti solo in questa fascia e naturalmente va sempre detto che devono essere garantite le distanze di sicurezza per ormai celebre droplet. Al fine ulteriormente di contrastare forme di assembramento in persone a tutela della salute pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta dal decreto, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali e vietata nel giorno della giornata di domenica. Quindi tutto chiuso la domenica, anche i generi alimentari. Fate la spesa entro domenica. Punto, molto semplice. Andiamo avanti. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso ai terreni locali a un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone. Questa è una risposta immediata a una domanda che ci è arrivata pochissimi minuti fa, vi ricordate, l'abbiamo letta, persone che abbiano motivi comprovati di assistenza possono essere accompagnate o di accompagnamento, quindi anche questo una risposta molto chiara dalla Regione. Quindi abbiamo letto quello che la Regione ha deciso di fare per almeno 2 settimane, lo ripetiamo, non ci stanchiamo mai di ripeterlo perché è fondamentale per risolvere l'emergenza coronavirus, che ognuno di noi si attenga a queste disposizioni. Stiamo in casa. Se dobbiamo uscire a fare la spesa va uno per famiglia, fa la spesa grossa, come si dice, torna a casa, riempie la dispensa e non se ne parla più. Se una persona ha un anziano, qualcuno che non può essere lasciato da solo, può andare a fare la spesa accompagnato. Per risolvere questo problema ci sono i comuni che si sono attivati con la spesa a domicilio per aiutare le persone che o sono da sole o hanno dei familiari con difficoltà che non possono essere lasciati soli. Si esce di casa per fare sport, passeggiate? Sì, ma solo entro 200 metri dal proprio domicilio. Se vi fermano dovete comprovare che abitate entro i 200 metri, dovete mostrare un documento che dica dove abitate. Il cane si porta fuori, ma anche il cane può solo fino a 200 metri da casa. Tutto molto chiaro e soprattutto fate la spesa senza adesso lanciarsi tutti con foga dentro il supermercato più vicino, perché non è il caso, ma domenica è tutto chiuso, quindi domenica non si esce per nessun motivo. È un passo in più verso la serata totale, cui forse dovremo abituarci quando le autorità lo decideranno. Un passo alla volta, possiamo fare molta strada tutti assieme. Andiamo a vedere adesso, visto che dobbiamo stare in casa tutti quanti, a parte chi ha esigenze lavorative o necessità. Bene, mi dicono dalla regia, stavamo per far vedere un servizio su come passare il tempo in casa, invece sentiamo che è molto più immediato e importante anche dal punto di vista delle notizie, il punto della situazione da Vicenza con la nostra collega Gabriella Basso che ci spiega tutto. Sì, pronto, ciao Ferdinando e buongiorno a tutti i telespettatori. Ecco, come dicevi tu, anche Vicenza va verso la stretta sempre più forte. Tra l'altro per i controlli anti-Covid Vicenza mette in campo nel fine settimana anche i droni dei militari, i carabinieri. La decisione è in un vertice che si è tenuto in prefettura, rigorosamente in videoconferenza e riguarderà al momento la città di Vicenza, cioè il comune capoluogo, ma non si esclude che poi possa essere esteso anche in altre realtà. Le immagini poi raccolte dai droni vengono immediatamente inviate alla centrale delle forze dell'ordine impegnate appunto a sorvegliare il territorio e a controllare appunto che vengano rispettate quelle che sono le direttive del decreto del governo e delle ordinanze che vengono emesse dai sindaci e dal presidente della regione. Tra l'altro nelle ultime 48 ore c'è stato anche un bilancio di quelle che sono state appunto le violazioni, sono state identificate ben 1478 persone fermate a piedi o in auto sulla rete viaria provinciale, un numero consistente in 48 ore obiettivamente.
Di queste 99, di queste scusate, 99 è scattata addirittura la denuncia alla Procura della Repubblica per inosservanza appunto dei provvedimenti dell'autorità. 191 anche gli esercizi pubblici che sono stati controllati, ma sui quali non è stata fatta nessun tipo di sanzione perché rispettavano appunto quello che erano le direttive del decreto. Anche la Guardia di Finanza sarà impegnata al controllo appunto di quelli che sono che venga violato il decreto, e quindi quelle che sono fino ad oggi state le verifiche fiscali vengono temporaneamente lasciate sospese, ecco. Volendo dare ancora una volta quelle che sono un po' le scusanti usate dai cittadini fermati nei vari controlli, ce ne sono diverse che sono particolari. Per esempio ad Altavilla i carabinieri hanno fermato 6 indiani, un senegalese e dei ghanesi, residenti fuori comune, ma addirittura a San Bonifacio e a Valdagno, San Bonifacio in provincia di Verona. Questi erano fuori comune, a loro dire, alcuni per fare le spese e gli indiani a distribuire volantini pubblicitari. Sì. Invece sempre fuori comune 2 uomini, un 56 e un 52enne, residenti a Piazzale sul Brenta, stavano facendo jogging a Camisano per esempio. O ancora a Torri di Quartesolo 3 persone addirittura si sono ritrovate a Torri provenienti da Santa Croce sull'Arno e dal Veronese per concordare la scusa che è stata detta ai carabinieri e concordare praticamente un appuntamento per definire la trattativa per la vendita dell'auto, ma ce ne sono di tutti i tipi, da quello che andava in giro con la tanica di benzina e con la scusa di dover andare a trovare un distributore aperto per fare benzina, chi a trovare un conoscente, oppure addirittura è stato beccato uno che stava tranquillamente nella fontanella a lavarsi i piedi. Addirittura, abbiamo Sì, davvero esatto. la lista Sì, ce ne delle... sono di tutti i tipi, veramente, la fantasia delle persone è incredibile. Però ecco, l'altra cosa importante che volevo dire era che sulla stessa riga del Presidente della Regione, anche il Sindaco Rucco oggi ha firmato un'ordinanza ulteriormente restrittiva di quelli che sono praticamente i divieti da oggi praticamente già attivi. Certo. A riguardo credo che abbiamo anche proprio un contributo Sì. dello stesso primo cittadino Francesco Rucco. Abbiamo un video che manderemo qui da studio non appena finiremo questo collegamento telefonico, quindi Gabriella si va verso un forte inasprimento, hai sentito anche tu durante la conferenza stampa di Zaia, ma insomma eravamo tutti quasi pronti a questo nuovo assetto. C'è da capire, e questo tu che sei più sul territorio rispetto a noi che magari da studio vediamo una realtà fatta di notizie, di informazioni, non sembra che tutti si stiano adeguando a queste nuove regole, quando invece poi si va sul penale. Mi pare di capire che tantissimi Sì. stiano bellamente ignorando ciò che ci viene chiesto di fare. Sì, devo dire che comunque c'è ancora tanta gente in giro che o con la macchina si sposta da una parte all'altra della città. Tutto sommato siamo tanti che ancora lavorano perché ci sono ancora molte attività aperte, dai negozi ai panifici, negozi inteso supermercati, alimentari, panifici. Però c'è tanta gente che si muove, che va a fare la spesa magari per prendere solo, come dicevate voi anche da studio, magari la bottiglia, per prendere una bilanciata, per prendere una boccata d'aria, piuttosto che l'ultima cosa che gli manca perché gli viene in mente di fare la torta, certo. E quindi esce a prendere la farina. E tutte appunto tante scuse per uscire e quindi violare quello che è, possiamo anche quasi dire, quasi un coprifuoco, ci stiamo andando verso il coprifuoco. Certo, allora ringraziamo Gabriella Basso, sicuramente tutte le cose che ci ha raccontato oggi adesso le vedremo nei servizi prodotti dalla redazione di Vicenza che manderemo in onda questo pomeriggio, poi questa sera nei nostri telegiornali, così potrete anche vedere in modo più preciso e sentire in modo più preciso tutti questi dati. Andiamo invece, visto che l'abbiamo annunciato, a vedere il video intervento che ci è stato inviato dal sindaco di Vicenza e presidente della provincia di Vicenza Francesco Rucco. Lo mandiamo qui noi dal computer della redazione e prego la regia di farcelo ascoltare. Una nuova ordinanza restrittiva rispetto alle misure consentite dal governo centrale. È quanto mai necessario rispettare queste nuove prescrizioni che saranno oggetto di controllo da parte delle forze di polizia già nelle prime ore del pomeriggio e nel weekend in particolare.
e quindi cercheremo di limitare il più possibile quelle passeggiate, quell'attività motoria che tanti problemi sta creando alla nostra città. Abbiamo deciso quindi di intervenire sulle piste ciclabili, quindi non si potrà andare con biciclette o a piedi sulle piste ciclabili, fatto salvo se non per motivi di lavoro, motivi di salute o per motivi di stretta necessità. Saranno chiusi tutti gli orti urbani cittadini e sarà vietato sedersi sulle panchine di tutte le aree pubbliche della città. Questi nuovi limiti vengono stabiliti per rispetto di quelle persone che in prima linea stanno combattendo la battaglia del coronavirus. E noi a fianco a loro abbiamo ritenuto opportuno, per tutelare tutti i concittadini, per tutelare la salute pubblica dei nostri concittadini, di adottare queste nuove misure. Lo faccio a malincuore, ma evidentemente siamo costretti a farlo. Si moltiplicano quindi gli appelli a rispettare le misure, anche se saranno inasprite rispetto a quanto non si poteva fare già prima. Le abbiamo dette, le ripeteremo tutto il giorno, vi faremo vedere poi di nuovo la conferenza stampa del presidente Luca Zaia, nel quale sono state dette le cose che abbiamo appena detto e che in parte ha detto anche Francesco Rucco, presidente della provincia di Vicenza e sindaco della città di Vicenza. Non si esce, si esce solo per motivi comprovati, si esce per lavoro e avete visto, la domenica chiuderà poi tutto, quindi non ci sarà più scuse, non ci saranno più scuse davvero per nessuno. Quello dei droni a Vicenza è un bel esempio di come la tecnologia può andare incontro alle esigenze sanitarie della popolazione, del territorio e delle istituzioni. Andiamo ancora a leggere alcune delle vostre domande che continuano ad arrivare davvero copiose in studio. Allora, questo è importante, dovrei fare la revisione dell'auto, sapete dirmi se posso farla o se viene spostata più avanti? Adesso non abbiamo ancora avuto modo di trasferirlo dal telefono al computer, ma dovremmo avere qui da qualche parte la risposta a questa domanda. Vediamo. Ci sono le proroghe dei documenti di guida disposti alla data del 19 marzo dal Ministero delle Infrastrutture, ci sono i certificati di abilitazione professionale, permessi provvisori di guida, gli attestati rilasciati alle persone che hanno più di 65 anni, gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 60 anni per guidare autobus e autotreni, carte di qualificazione, domande per il sostenimento dell'esame di teoria e pratica della patente di guida, autorizzazione e esitazione di guida, quindi il foglio rosa, e patenti di guida in scadenza al 31/1. In questo momento qui non abbiamo risposte per questa domanda, che è quella di un nostro telespettatore che chiede: devo fare la revisione dell'auto entro il mese, sapete dirmi se posso farlo o viene spostata più avanti? Allora qui le risposte sono molto semplici. Da una parte noi attiviamo subito la nostra redazione per cercare di fare questa domanda a qualcuno che sappia la risposta. Dall'altra parte penso che una semplice telefonata al centro revisioni più vicino potrà fornirvi tutte le indicazioni del caso. Ci stiamo informando e vi risponderemo prima possibile. Ci dice una nostra telespettatrice che bisogna rimanere a casa, fa un appello a tutti quanti: vi prego, rimanete in casa, se no non ce la caviamo più, abbiamo bisogno quanto prima di tornare alla normalità. Se proprio vi dovete muovere per acquistare i beni di prima necessità per lavoro, munitevi di mascherine e guanti. Naturalmente quello delle mascherine e dei guanti diventa poi un dispositivo personale indispensabile per potersi muovere. I guanti se ne trovano, l'importante è farne il monouso, cioè una volta che si è toccato qualcosa di pubblico, come se andiamo al bancomat o una porta di qualche negozio in cui siamo entrati a fare la spesa, si buttano via e fine. Naturalmente sono guanti monouso, perché altrimenti poi ci si tocca il viso, gli occhi, la bocca e non è servito a niente avere i guanti. Per quanto riguarda le mascherine, non ce ne sono, lo sappiamo, è scarsissima la disponibilità, ma sono in arrivo quelle della regione, poi saranno in vendita anche quelle fatte dai produttori in questo periodo, quindi dovrebbe esserci una nuova disponibilità di mascherine nei prossimi giorni. Siamo d'accordo con questa persona che dice: state in casa, se no non ce la caviamo più. Il ritorno alla normalità passa anche
dal fatto che per un periodo bisogna vivere nella non normalità, e quello che stiamo vivendo adesso deve diventare la nostra quotidianità, lo stare chiusi in casa, il non uscire se non per comprovate esigenze, il non andare fuori se non c'è necessità, andare a fare la spesa più volte al giorno. Tutte queste cose devono diventare la normalità, altrimenti non torneremo più alla nostra vecchia vita e sarebbe onestamente un peccato. Parliamo anche di over 70 che non possono essere obbligati alla quarantena almeno fino a un nuovo provvedimento, e vedremo se succede qualcosa. E questa è un'altra domanda che magari giriamo alla nostra redazione, vediamo se qualcuno ci risponde. Le pizzerie da sport rimangono aperte la domenica se fanno solo consegne a domicilio? Questa è una lettura che va data e che secondo me possono fornirci le associazioni di categoria. Se qualche referente delle associazioni di categoria ci sta ascoltando, o comunque la nostra redazione li chiamerà quanto prima, potremo chiederlo. In teoria la serata è totale anche per i generi alimentari. Vediamo se, la serata totale domenicale, vediamo se cambierà qualcosa. Ci dicono che c'è qualcuno che dice che ritiene inutile, dopo molti anni di lavoro nel settore della logistica trasporti, che ci siano in circolazione automezzi per il trasporto di cemento, bisarche per trasporto auto, mobili e altri beni simili. È una segnalazione. Questa persona che opera in questo settore dice che dovrebbero esserci in giro solo frigoriferi, furgonati per il trasporto alimentare, cisterne di gas e altre attrezzature necessarie agli ospedali, neppure il trasporto carburante, perché serve a pochi, deve stare a casa. Questa è tutta una filiera che vive di trasporti. Effettivamente la segnalazione ha un suo perché, noi ve la proponiamo a questo punto più come riflessione che come richiesta vera e propria. Abbiamo chi... c'è chi dice, scusate, ma scrivendo l'ordinanza, questo è qualcuno che abita in un condominio molto grande, nel mio condominio sono 6 piani, se escono tutti insieme nei 200 metri vicino a casa diventa una sagra. Viene da sorridere pensando alla situazione, però effettivamente è vero anche questo. Sta al buon senso di ognuno cercare di organizzarsi per uscire di casa. Naturalmente l'uscire di casa nei 200 metri deve essere anche contingentato nel tempo, perché se sto una mezza giornata fuori nei 200 metri vicino a casa non ha alcun senso. Se è il famoso fatta la legge trovato l'inganno, che non è il caso di, come si dice, gabbare o santa, come si dice in altre regioni. Non inventiamoci scuse, stiamo fuori quello che serve, poi torniamo in casa. Però ha ragione anche questo cittadino che dice che se tutti scendono è un disastro. C'è chi ci manda un video, magari dopo lo vediamo, a spasso col cane senza mascherina e senza museruola, come se niente fosse. Ovviamente le regole sulla museruola per i cani di un certo tipo devono rimanere in vigore, non è che c'è meno gente in giro, ci sono meno pericoli di questo tipo. Questa è un'altra situazione che ci viene segnalata, che non è di un'emergenza sanitaria, ma è semplicemente buon senso, convivenza fra persone e educazione soprattutto. Ci dicono di stare a casa, ok, io abito in un appartamento e a fianco al mio c'è un operaio, una persona che trapana e batte dalla mattina alla sera, che ti spacca i timpani. Visto la situazione, non c'è una legge che vieta di proseguire il lavoro molto rumoroso. Crediamo che a parte la legge ci siano comunque i regolamenti di polizia urbana di ogni comune, eventualmente i regolamenti di condominio. La soluzione può essere sempre quella di parlarsi fra persone, di trovare un punto di accordo. Capiamo che rimanere in casa tutto il giorno con un vicino che sta facendo dei lavori, magari se li fa lui perché è capace di farli, e per tutto il giorno non fa altro che far andare il trapano e altri strumenti molto rumorosi, possa diventare davvero un brutto modo di trascorrere la quarantena. Vediamo, abbiamo ancora persone che parlano di mascherine, arriveranno, lo diciamo. Vediamo, appena buttato 2 confezioni complete di grissini, abbiamo trovato aperta
la busta grande, ma non ci fidiamo. Bisogna stare molto attenti anche quando si va a fare la spesa, controllare che le confezioni siano integre, perché in questo periodo è davvero difficile poi capire se il materiale all'interno sia pulito in un certo modo. Bisogna stare attenti quando si va a fare la spesa, quando si mettono le mani negli scaffali, si guarda cosa si sta prendendo in mano. Ci sono persone che ancora passeggiano tranquillamente e non rispettano le regole. Io sono un'infermiera e mi dà fastidio vedere questo. Questa è l'Italia. Erika. A Erika diciamo che per quello che è stato appena detto in conferenza stampa dal presidente Zaia, di sicuro questo cambierà, perché fra un po' si potrà uscire solo per fare passeggiate o per prendere un po' d'aria nei 200 metri davanti a casa o per portare fuori il cane, quindi le passeggiate saranno escluse, anche perché chiudono tutti i parchi, le aree verdi, i polmoni verdi, gli argini, tutto quello che può diventare un punto di riferimento per chi vuole fare sport all'aria aperta, lontano da casa, chiude, e ne riparliamo fra 2 settimane. Allora, mi dicono dalla regia che possiamo sentire uno stralcio di quando aveva detto il presidente Fedriga sugli argomenti che sono diventati di estrema attualità ora in Veneto. Eccovi il contributo. Oggi ho firmato una nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia. È importante fare tutti la nostra parte al fine di contenere l'epidemia di coronavirus. E per questo nella nuova ordinanza è previsto che dalla giornata di domani sarà vietato uscire per fare passeggiate o attività sportive. Si potrà uscire solo per le necessità previste dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero motivi sanitari, approvvigionarci di cibo oppure recarsi al lavoro. I sindaci dovranno chiudere tutte quelle aree che sono elementi di aggregazione di più persone, come per esempio i parchi. Inoltre, nella giornata di domenica sarà fatto divieto di aprire per qualsiasi esercizio commerciale, alimentari compresi, quindi domenica non sarà possibile fare la spesa. Ci sarà un'eccezione soltanto per le farmacie, le parafarmacie e le edicole. Infine, sarà fatto divieto in tutti i giorni della settimana di entrare negli esercizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, come per esempio i supermercati, per più di una persona per famiglia. C'è solamente l'eccezione per chi assiste persone non autosufficienti oppure ha dei bambini a carico che non può ovviamente lasciare da soli. È importante rispettare le regole. Se tutti non ci impegniamo, il virus non si ferma e la vita normale non potrà tornare ad essere presente nel nostro territorio. Per fare ripartire l'economia, ma soprattutto per tutelare la salute di tutti i cittadini, dobbiamo impegnarci ognuno, non prendere sotto gamba la questione. Purtroppo i contagi continuano ad aumentare. Purtroppo le persone in terapia intensiva continuano ad aumentare e non abbiamo giustificazioni nella nostra regione, perché vediamo quello che sta accadendo dalle altre parti dove il virus è partito prima e le attività di contrasto al virus sono partite dopo. Quindi noi sappiamo quello che può accadere ed è motivo in più per contrastare prima che fatti drammatici possano avvenire anche nella nostra regione. Chiedo l'impegno da parte di tutti. È un messaggio che lancio a tutti i cittadini di questa regione. Impegniamoci insieme. Se tutti facciamo la nostra parte, si potrà uscire in fretta e bene da questa situazione. Ma se ognuno pensa che tanto c'è qualcun altro che si impegna al posto suo, la situazione non si risolve e tutti pagheremo le conseguenze, anche magari chi non ha colpa. Quindi vi ringrazio per l'impegno che ci metterete, perché il Friuli Venezia Giulia è stato grande, è grande e tornerà grande. Dimostriamolo con i fatti della vita quotidiana. Grazie. Benissimo, allora nel frattempo
che abbiamo visto cosa ha detto il Presidente Federica, noi stiamo facendo anche delle prove tecniche per contattare poi i nostri ospiti, visto che non possiamo averli qui in studio per ovvi motivi di sicurezza sanitaria. Ormai da giorni in studio qui c'è solo chi conduce questo telegiornale, gli ospiti li sentiamo telefonicamente o via Skype o in tutti i metodi che la tecnologia ci permette di utilizzare. Vi ricordo che fra mezz'ora, quindi alle 15, avremo un'intervista via Skype proprio con l'assessore allo sviluppo della Regione Veneto, Roberto Marcato, e con il quale parleremo di questa situazione che si è venuta a creare dal suo punto di vista. Adesso vi facciamo rivedere, perché è bene vederlo ogni tanto, perché così avete modo di segnarvi tutti i numeri, lo spot che noi mandiamo più volte al giorno relativo alla raccolta fondi che il gruppo di imprenditori, che va sotto il nome di Helios Onlus naturalmente, sta facendo per la sanità pedemontana. Stanno raccogliendo fondi. Una famiglia di Bassano, una notizia che potremo darvi nel modo più dettagliato possibile fra poco, ha donato addirittura dei letti di ultima generazione, quindi ognuno dal più piccolo a chi ha più disponibilità può fare qualcosa. Vediamo il nostro spot, ci rivediamo fra pochissimi istanti. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'Associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. E ancora, l'abbiamo detto, siamo in un periodo in cui chiunque può dare una mano donando con la propria disponibilità economica, chi naturalmente sceglie di farlo. Ha molti canali, molte vie ufficiali. Ci hanno chiesto i nostri telespettatori come comportarci con le persone che passano dicendo di raccogliere soldi porta a porta per questo o quell'ospedale. A questo momento non risultano raccolte fondi a porta, tra l'altro nessuno può circolare, men che meno per un motivo del genere. Tutti o quasi tutti abbiamo l'home banking e possiamo da casa donare. Vi facciamo vedere, abbiamo appena visto Helios Onlus, vi facciamo vedere anche qual è l'IBAN della Regione del Veneto. È stato attivato questo conto corrente per che tutti possano donare qualcosa. Lo vedete l'IBAN, vedete la causale sostegno emergenza coronavirus, intestato alla Regione del Veneto. Combatti il coronavirus con la solidarietà. Naturalmente tutti noi possiamo combattere il coronavirus con i mezzi che ci sono stati dati, ovvero rimanendo in casa, e magari da casa, se qualcuno vuole e può, si può donare per dare una mano a chi è in difficoltà, ma anche poi deciderà la Regione come, quando e in che modo trasformare questa solidarietà in un gesto vivo. Allora, ritorniamo indietro, torniamo al nostro rapporto con i telespettatori. Ve lo ribadiamo ancora una volta: 340 321 8806 è il numero WhatsApp ed SMS al quale potete inviare in qualsiasi momento foto, video, domande, richieste di informazioni, anche provocazioni. Se sono poste in un modo urbano e civile, noi le portiamo, perché no? Una provocazione, se ben fatta, è sempre motivo di accrescimento culturale per tutti. Ne parliamo, la approfondiamo. Se è scritta in modo che si possa leggere qui dalla TV, noi la leggiamo tranquillamente. E
Andiamo a vedere qualcosa. C'è chi chiede ancora la quarantena obbligatoria per gli anziani. Sembra che gli anziani siano diventati una fascia molto molto esposta alla polemica in questi giorni, forse perché se ne vedono alcuni in giro anche nelle ore quotidiane, nelle prime ore del mattino. Con le nuove regole questo potrebbe cambiare, naturalmente le forze dell'ordine saranno pronte a intervenire per gestire le situazioni. Allora, ci chiede una nostra telespettatrice, d'accordo, se serve giusto chiudere tutto per un tot di giorni, la mia domanda è: come vengono tutelate le famiglie che hanno una piccola attività artigiana ed è l'unica entrata economica e abbiamo affitti, bollette e quant'altro da pagare, come sicuramente altre realtà? Chi ci aiuta? Allora, qui è entrato in vigore da pochi giorni, lo sapete, il famoso decreto Cura Italia che ha stanziato 25 miliardi per alcune delle situazioni economiche che si sono venute a creare. Sono state sospese molte scadenze, altre sono state prorogate di pochi giorni, insomma si sta cercando a vari livelli, quindi ognuno con le proprie competenze, di andare incontro alle esigenze dei cittadini. C'è stato riferito che quel primo decreto Cura Italia era prima, infatti, una prima tranche di interventi, anche perché abbiamo visto, insomma, le altre nazioni europee hanno stanziato molto di più, non è naturalmente finito tutto qua, anche perché 25 miliardi con quello che sta succedendo sicuramente non serviranno a salvare l'economia del paese. Vediamo cosa succederà, vediamo quando arriveranno altri interventi. Siamo certi che tantissime famiglie sono in difficoltà, siamo vicini a tutti voi e per quello che può contare, ma lo sono anche le istituzioni che stanno lavorando in modo incessante per andare incontro alle esigenze di tutti. E vediamo un'altra domanda. Che potere ha la protezione civile contro chi non rispetta le regole? Beh, la protezione civile ovviamente non può fare niente dal punto di vista sanzionatorio, però chi può intervenire sono le forze dell'ordine, quindi carabinieri, guardia di finanza, come polizia locale o qualsiasi altro agente di pubblica sicurezza può intervenire. La protezione civile, se vede qualcosa che non va, non fa altro, ma loro lo sanno benissimo, meglio di noi, che chiamare le forze dell'ordine e far controllare. Avete sentito pochi minuti fa la nostra collega Gabriella Basso ci ha dato dei numeri veramente impressionanti in arrivo da Vicenza, di persone trovate dove non dovevano stare, di persone denunciate. Sono davvero migliaia le persone che vengono denunciate ogni giorno in tutta Italia perché si trovano a fare cose che non dovrebbero fare in questo periodo di emergenza. Sarà interessante capire come poi la macchina giudiziaria e della giustizia, una volta finita l'emergenza, si prenderà cura di tutti questi casi. A questo proposito chiedo alla regia di rifarvi vedere il servizio che ci è arrivato da Vicenza proprio questa mattina su un'operazione della Guardia di Finanza andata a controllare quelle che sono le irregolarità di questi giorni sui dispositivi sanitari. La Guardia di Finanza ha individuato un evasore totale operante nel commercio all'ingrosso di articoli sanitari. A seguito anche di alcune segnalazioni di cittadini al 117, i finanzieri hanno intrapreso una serie di controlli sulla regolarità dei prezzi esposti al pubblico e il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza dei prodotti. A Schio veniva rilevata la regolare vendita di mascherine protettive ad un prezzo in linea con gli importi medi di mercato, ma i dispositivi di protezione provenivano appunto da un grossista di Padova che aveva omesso di presentare la dichiarazione di redditi e l'IRAP per il 2018. L'azienda padovana però aveva documentato una cessione di articoli medicali per oltre 100.000 euro. A Montecchio Maggiore, invece, i finanzieri hanno sequestrato in un negozio di Ferramenta un fusto di alcol denaturato messo in vendita come surrogato dai comuni disinfettanti. Nel negozio sono state trovate 3 bottiglie da 1 litro circa, contenenti alcol denaturato, e un fusto da 25 litri, contenente lo stesso alcol destinato alla diluizione di vernici e mordenti. Le particolari circostanze rilevate nel corso del controllo, l'assenza di etichettatura, il confezionamento artigianale e l'elevato prezzo di acquisto in vendita hanno convinto i finanzieri che il liquido fosse destinato ad essere utilizzato come surrogato dai comuni disinfettanti e quindi hanno proceduto al sequestro del materiale.
L'attività della Guardia di Finanza si è estesa sul territorio provinciale con 64 pattuglie, impiegando 120 finanzieri che hanno controllato 25 esercizi commerciali e 426 persone. I finanzieri hanno denunciato anche 14 soggetti a seguito delle irregolarità delle motivazioni presentate a giustificare gli spostamenti fuori casa. Questa è una risposta molto chiara e precisa a chi dice che c'è tanta gente in giro che se ne va a spasso senza rispettare i provvedimenti che sono stati presi per evitare il contagio da coronavirus. Abbiamo sentito, lo diciamo ancora perché si fosse messo in ascolto soltanto poco fa, firmata l'ordinanza restrittiva. Cosa cambia in Veneto? Parchi e siti verdi chiusi. Argini, parchi, posti dove di solito si va a correre, a camminare, a prendere un po' d'aria, tutto chiuso fino a nuovo ordine per evitare assembramenti anche di persone che vanno a correre, vanno a fare sport. Passeggiate a piedi o con i cani nei centri urbani, garantito lo sport, le passeggiate, il poter prendere una boccata d'aria in questi giorni e garantita la possibilità di portare i cani a spasso per le loro esigenze fisiologiche, ma attenzione, esclusivamente entro 200 metri da casa. Questa distanza va poi comprovata alle forze dell'ordine. Se ci fermano e siamo entro 200 metri da casa, dobbiamo far vedere le autocertificazioni, un documento che comprovi che io sono domiciliato o abito in quel luogo, altrimenti si va sempre sul penale, lo ricordiamo perché non c'è niente di cui scherzare. Negozi chiusi la domenica, tutto chiuso questa domenica, si parte con la serata totale domenicale. Se dovete fare la spesa avete oggi e domani per fare tranquillamente la spesa. A questo proposito, nei negozi si va una sola persona per famiglia, si esce di casa con la macchina o a piedi, dipende a che distanza avete il supermercato, si va a fare la spesa o dal casoin o in supermarket e ci va uno solo. Possono andare 2 persone se una di queste 2 non è in grado di gestirsi, non è autonoma, ci sono delle deroghe per persone che si prendono cura di persone non autosufficienti, ma anche in questo caso la collettività viene incontro a chi ha problemi con i numeri che sono stati attivati dai comuni per la spesa a domicilio di alimentari, generi alimentari e di farmaci, quindi anche qui tutto si può risolvere. Distributori negli autogrill, nelle aree di servizio, bar aperti, quindi bar aperti dalle 6 alle 18, osservando quelle che sono le disposizioni per evitare assembramenti. L'obiettivo è la salute dei veneti e bisognerà un po' far fatica per qualche altro giorno in attesa che passi anche questa. C'è anche qualcuno però che dall'estero ci ha raccontato la sua esperienza, perché ormai lo sapete benissimo, non siamo solo noi in Veneto, noi italiani a dover fare i conti con l'epidemia del coronavirus, sono anche molti stati europei e abbiamo 2 padovani che in questo momento si trovano a Copenaghen in Danimarca e ci hanno raccontato come stanno vivendo questa situazione. Allora, finché recuperiamo questo servizio, l'abbiamo trovato, eccolo. Ciao, buonasera a tutti, io sono Giovanna e vivo a Copenaghen esattamente da un paio d'anni. La situazione qui nel paese è piuttosto surreale. Il governo ha iniziato ad attuare misure restrittive già da 3 settimane più o meno e diciamo nel corso degli ultimi giorni le cose stanno cambiando piuttosto repentinamente. La regina ha messo in lockdown il paese, quindi tutte le attività commerciali e non sono state sospese, quindi tutti i lavoratori o quasi perlomeno insomma sono in remote working, cosa che ho iniziato a fare anch'io da oggi, nonostante molte attività avessero già messo in atto questa misura nelle ultime 2 settimane, 10 giorni. La situazione qui è come in Italia, la Danimarca è stato il primo paese dopo l'Italia che ha chiuso le università e le scuole la settimana dopo che l'Italia è andata in lockdown e da questo sabato sono anche chiuse tutte le attività commerciali, compresi bar e ristoranti ovviamente.
Noi siamo a casa per un periodo di 7 settimane almeno e stiamo un po' vedendo come si sviluppa la cosa, anche se ci sono già un sacco di casi e anche tanti casi molto gravi come in Italia. Giovanna lavora in uno studio di design e architettura. Riccardo è chef in un ristorante notissimo della capitale danese. La Danimarca vive la stessa situazione dell'Italia, eccone la prova. Cosa ne pensano di un ritorno in patria? Mi è stato chiesto se stavo prendendo in considerazione l'idea del rimpatrio, del rientro a casa. E se devo essere sincera, non lo sto prendendo in considerazione. Primo perché non vorrei portare in giro e soprattutto a casa il rischio di un contagio, e secondo perché c'è sempre la speranza che vada tutto bene. Le strutture ospedaliere in Danimarca sono efficienti. Avrei l'opportunità anche di tornare se volessi, ma con l'incertezza poi di non sapere quando potrò ritornare qui, quindi la mia decisione è stata quella di rimanere qui e di aspettare. Per il resto stiamo facendo un po' di iniziative al ristorante per prenderci cura di tutte quelle persone come me, come i miei colleghi che sono qui da sole, sono expat. Abbiamo cominciato da oggi a cucinare lo staff food per tutti e quindi ognuno può andarselo a prendere al ristorante o ricevere il takeaway con le dovute precauzioni. Sono molto vicino a tutti i padovani e tutti gli italiani e vi mando un grosso abbraccio e siate positivi. Ciao. Forza, saluto. Un forte abbraccio anche ai nostri 2 concittadini che sono all'estero e che stanno vivendo una situazione lontano da casa, nel loro nuovo domicilio in Danimarca. Allora, visto che siamo tutti in casa e che in qualche modo ce la dobbiamo far passare, una battuta che gira molto di questi tempi è che ne usciremo tutti un po' più sovrappeso, un po' più grassi, perché insomma si mangia molto in casa, viene da sorridere, non c'è niente di male a cercare un sorriso in queste ore di grande difficoltà. Allora, per andare incontro alle esigenze di chi vuole mantenersi in forma, abbiamo sentito che si potrà uscire anche a fare sport nei 200 metri al massimo da casa. Noi di Rete Veneta abbiamo pensato di proporvi Tai Chi, ginnastica dolce e zumba in una fascia oraria ben definita di questo pomeriggio tutti i giorni dalle 17 in poi, ma vediamo il servizio su questa interessante proposta. Compio dei movimenti che coinvolgono il busto, quindi scendo da un lato e subito dopo dall'altro. Per i patiti del fitness, ma pure per gli anziani, gli adulti, tutti costretti a rimanere in casa e che non possono più provare il piacere di uscire per mantenersi in forma, non tutto è perduto. Rete Veneta offre una possibilità di allenamento a distanza. 3 le specialità: Tai Chi alle 7:10, Zumba alle 8:10, ginnastica dolce alle 8:30, tutti i giorni dal lunedì al sabato sul canale 18. Se poi non siete mattinieri, Zumba e ginnastica vengono replicati negli stessi giorni a partire dalle 17:15. Lezioni a distanza con spiegazioni chiare, date dagli insegnanti nello stesso momento in cui eseguono i gesti con il corpo. Cosa vi serve? Televisore acceso sul canale 18 oppure computer sul nostro streaming ben posizionato di fronte. Stuoia dove serve o comunque uno spazio libero nel quale muoversi. Una mens sana in corpore sano può sconfiggere il virus. Parola di Maurizio Mantesso, Harold Abro e Patrizia Diotto, i vostri nuovi trainer, allenatori o semplicemente amici della vostra salute, tutti i giorni su Rete Veneta. Un bel modo per mantenersi in forma senza dover uscire di casa. E vi ricordiamo invece che alla fine di questa fascia oraria di esercizi davvero adatti a tutti, perché sono studiati proprio perché tutti possano farli, quindi dalle 18 in poi c'è la messa, la Santa Messa in diretta dalla Basilica del Santo a Padova, una delle chiese più importanti della cristianità, e noi abbiamo l'onore di farvela vedere in diretta tutti i giorni dalle 6 in poi. Prima di andare in pausa vi facciamo vedere invece, prego la regia di mandarlo in onda, una ghirlanda
di speranza che ci manda un nostro telespettatore, fatta in casa, non è firmato, è peccato, perché magari è sempre bello sapere chi ci manda questi lavoretti fatti in casa in questi giorni in cui bisogna un po' impegnare anche i bambini, ma anche gli adulti con carta, penna, qualche pennarello. Andrà tutto bene, ce lo dobbiamo ripetercelo, dobbiamo farcelo entrare in testa, che se facciamo quello che ci viene detto, ovvero se stiamo in casa e non usciamo se non per le esigenze di base, andrà tutto bene. Ci sono arrivati anche dei messaggi di situazioni un po' particolari all'interno di supermercati in cui magari non ci sono persone con le mascherine. Se vedete qualcosa di simile, non fate altro che segnalarlo a chi gestisce il supermercato e raccontatelo magari a noi, cerchiamo di capire cosa sta succedendo. Anche questa segnalazione di cui non possiamo parlare direttamente perché va prima verificata, va prima capita, noi la passiamo alle nostre redazioni locali e poi vi daremo risposta. Adesso facciamo una breve pausa, poi torniamo in studio. Vi ricordiamo che avremo qui in collegamento con noi l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, col quale faremo il punto della situazione anche dal punto di vista, visto che sono molte le domande che ci arrivano, economico.